L'obiettivo del progetto che abbiamo presentato oggi alla stampa e agli amministratori comunali ha il nome di Progettiamo insieme il futuro. È un'analisi di quello che si è svolto dal punto di vista della demografia d'impresa e della demografia della popolazione negli ultimi 10 anni, lo spaccato, l'istantanea di quello che è oggi il mondo d'impresa e della popolazione e quello che succederà. Questa è un po' la novità. Abbiamo creato un algoritmo in modo tale da capire come e quali saranno le imprese che avremo nei prossimi 5 anni. Lo abbiamo fatto con gli amministratori perché siamo convinti che gli amministratori comunali siano le persone giuste, i costruttori di comunità che insieme alle associazioni di categoria possono andare a capire, elaborare e decidere qual è la strada per il futuro. I dati importanti dell'impresa con il focus nel coneglianese, quindi Conegliano e i 17 comuni della cintura coneglianese, vedono che, e questo è il dato eclatante, che nei prossimi 5 anni andremo a perdere il 20% delle imprese. Significa 2000 imprese in meno di ditte individuali tra circa 5 anni e questo sicuramente è un problema dal punto di vista della tenuta sociale, della coesione sociale, dal momento che l'impresa ha una ricaduta nel territorio sotto termini di tassazione e quindi questo tipo di ricchezza che viene a mancare sicuramente potrebbe essere un problema nella fornitura di servizi verso i cittadini e verso le comunità locali. L'idea quindi è quella di proporre alle amministrazioni un obiettivo che è quello che va in controtendenza rispetto a questo 20% che manca. Un obiettivo da condividere assieme, da creare assieme come percorso e che sono tutta una serie di iniziative volte a riportare il lavoro giovanile verso il mondo del lavoro locale, a riportare degli investimenti da parte delle attività nel territorio locale. Oggi la Conferenza Imprese di Conegliano ha voluto presentare agli amministratori e agli stakeholder del territorio una serie di dati che riguardano la demografia d'impresa, la demografia della popolazione con un foco sugli stranieri e sulla ricchezza prodotta dalle imprese in un territorio, per far capire che questi 3 elementi sono tutti interconnessi e l'analisi dei dati oggettivi permette alle associazioni, agli stakeholder, ai comuni e alle amministrazioni di poter orientare la propria attività e i propri programmi e far capire la strada che abbiamo imboccato. Se la strada che abbiamo preso non ci piace, possiamo utilizzare i correttivi giusti per intraprendere ciò che ci piace. Non è una presunzione quella di Confartigianato di avere la verità in tasca, ma quella proprio di mettere a disposizione questi dati. Quello che è emerso dai dati principalmente della demografia della popolazione è uno spopolamento dell'area pedemontana, ma quello che più ci ha fatto pensare è la fascia di età dei 25 ai 50 anni negli ultimi 10 anni, nei 17 comuni presidiati dal mandamento di Conegliano, ha subito una variazione percentuale superiore al 20% in meno. Vuol dire che in 10 anni si sono persi più di 10.800 persone. Questo è uno dei motivi per cui oggi le imprese fanno fatica a trovare lavoro. Quello che la Conferenza vuole appunto è che l'impresa torni a prosperare. Creare impresa vuol dire creare lavoro e creare ricchezza in un territorio.